Il Partito Democratico gioca in attacco e lancia le primarie anche per i parlamentari. Nonostante i tempi strettissimi, chi vorrà candidarsi per un posto alla Camera o al Senato dovrà passare per il voto popolare. Lunedì saranno fissate le regole, intanto anche in Veneto ci si prepara. Dobbiamo riannodare il rapporto tra i parlamentari e il territorio, afferma il segretario regionale Rosanna Filippin, anche se sarà una lotta contro il tempo. Da Roma soddisfazione espressa dai parlamentari veneziani che si aspettano un successo pari alla votazione per il candidato premier, quando 40.000 in tutta la provincia si sono recati alle urne. È una scelta molto giusta che va nel senso della partecipazione dei cittadini, della democrazia, dell'innovazione, tutte risorse che il Partito Democratico contiene e rappresenta. In Veneto mi auguro che siano un successo, che ci sia una grande partecipazione, che i cittadini con il loro voto possano davvero scegliere la lista dei parlamentari. Un risultato superiori a quelli che hanno votato a livello nazionale per le primarie di Grillo, insomma. Noi ci auguriamo, adesso ovviamente si tratterà di organizzarsi, vedere la data e naturalmente anche alcuni criteri, ci auguriamo ci siano ancora le stesse persone che vengono a votare e scelgono i propri parlamentari, uomini e donne, a rappresentare il proprio territorio e quindi la nostra provincia. Si tratta comunque di una corsa contro il tempo, l'ipotesi è quella di primarie il 28, 29 o 30 dicembre. I parlamentari veneziani non vogliono anticipare la loro scelta di ricandidarsi o meno, tranne il senatore Felice Casson, che conferma la sua intenzione di scendere ancora in campo. Sono per il ricambio, dice, anche se è giusto che ci sia una quota di parlamentari esperti necessaria per il buon funzionamento del partito. Ovviamente i parlamentari uscenti che hanno fatto un buon lavoro, ma oltre ai parlamentari uscenti sono sicuro che ci saranno anche altre persone che proveranno a candidarsi e quindi farsi scegliere dagli elettori iscritti e non iscritti al nostro partito.